Al momento che sono entrata qui dentro ho capito che tutto era vero e che tutto era bello. Allora, io ho avuto problemi di denti quasi da sempre, diciamo. E prima di tutto per paura di quella bella poltrona del dentista. Poi mi sono fatta coraggio e da un dentista che mi fece una panoramica mi disse chiaramente: non li curare, li perderai tutti. Non avevo più denti, non riuscivo più nemmeno a camminare diritta. Avevo dolori in tutto il corpo che ora non ho più. All'inizio, quando mi sono saltati gli incisivi, non volevo più uscire nemmeno di casa per la vergogna. Io lavoravo con il pubblico e dovevo mostrarmi con questi denti mancanti. Sempre per paura del dentista non riuscivo nemmeno ad andare dal dentista, e anche per problemi finanziari. Insomma, a Livorno, come in tutta Italia, come ti metti in cura da un dentista, o c'hai tanti soldi o no, non fa niente. Ho aspettato e poi ho trovato fortunatamente il dottor Palmas, ho aspettato la liquidazione, ho sistemato tutte le mie cose, la casa e tutto quanto, e l'ultima che mi è arrivata era proprio la cifra che mi serviva per venire qua. E spinta anche dal mio compagno, perché un po' di paura c'era sempre, mi ha detto vai, vai, e io sono venuta. E da lì è cominciato, diciamo, come una grande famiglia. Ho trovato molta gente buona, cara, che mi ha consigliato e mi ha curato come dovevo. Vedere il mio viso sorridente con i miei denti è veramente bello, mi piace a me come piace a tutti i miei amici. Diciamo che nella vita qualche fregatura l'ho presa, perciò un po' di paura c'era, però al momento che sono entrata qui dentro ho capito che tutto era vero e che tutto era bello. Ho avuto amici qui che erano già al secondo step, quando sono arrivata al primo sì che mi hanno consigliato, mi hanno saputo indicare come curare i denti anche durante i 6 mesi. Insomma, sono tornata qua che i miei denti quelli provvisori erano perfetti. E io spero di poter accompagnare qualcuno qua da voi per rivedervi. Non per me, per gli altri, ma mi piacerebbe tornare a portarci qualche amica, qualche parente che vuole fare questo percorso, perché io ho amiche che hanno fatto delle cose in Italia tremende, hanno speso più di me e gli cadono i provvisori che hanno in bocca da 1 anno e mezzo, e poi sono state 6 mesi senza niente in bocca. Io, dopo 2 giorni dall'operazione, ho messo i provvisori e sono scesa a Pizzamania e ho mangiato la pizza, cosa che nessuno ci crede. E ho sempre mangiato tutto, ho cercato, chiaramente non ho strafatto, non ho strappato carne, non ho morso noci, però ho mangiato cantuccini con le mandorle e con le dovute cautele. Io sono rinata, veramente su questo lato sono rinata. Io ingoiavo cibi interi, ora mangio, si vede.